Cari amici telespettatori, un buongiorno a tutti da Stefano Grigio, anzi buonasera a tutti, perché chi vede alla sera è una sera, chi vede il giorno è il giorno. Siamo al 6 dicembre anno 2024 e stiamo aprendo l'apertura del calendario avvento. Stiamo aspettando Natale, chiaramente, poi arriverà dopo Natale, Capodanno 2024-2025, la Befana, poi ci sarà tutto su Raffaella Carrà, che c'è l'immagine a fianco di questa donna che poi vi spiegherò bene perché faccio questo programma tutto Raffaella Carrà, e il riassunto della mia vita dal 1981 al 2024, in 43 anni di quante ne ho combinate. Poi farò anche i ringraziamenti di tante persone che hanno creduto nella centro produzione video che ho realizzato, chiamata Video 2, poi l'avevo chiamata Video 1, poi l'avevo chiamata Video 3, poi l'avevo chiamata Video 4, cosa, e poi ho lavorato tutte le televisioni, dalla rete Rai, Mamma Rai, da Mediaset, Canale 5, rete 4, roba da signor Berlusconi e tutto il suo staff, e da alcune emittenti private che io ho lavorato, dalla Città, anche Silenzio Televisione, che poi era diventata Canale Italia, Caffè 24, Telenuovo, Televeneto, e poi alcune emittenti che purtroppo sono sparite, che hanno chiuso i ponti. Comunque Stefano Grigio adesso aprirà il calendario avvento e poi vi aggiornerò. Allora, oggi è il giorno 6 dicembre, eccolo qua, e abbiamo trovato una bella barchetta, eccola qua, e poi la andiamo a montare. Poi apriamo il giorno 6 del calendario d'avvento, eccolo qua, e il 6 della Playmobil, c'è un bellissimo personaggio misterioso che uscirà fuori il 24, volete indovinare chi è? Ecco, e poi andiamo giustamente con l'altra telecamera che purtroppo ha dei problemi e non riesce a inquadrare. Andiamo a vedere il presepio, poi faremo vedere con la telecamera giustamente la preparazione del mio presepio dell'anno 2024, che sto allestendo l'albero di Natale e sto costruendo insieme per aspettando questo Natale 2024. Poi giustamente farò 3 minuti ogni giorno di tutto Raffaella Carrà, questa donna che vi spiegherò perché io giustamente parlo di questa donna. Giustamente questa donna, che io non pensavo mai di avere a contatto questa donna, ma perché dico è stata un'amica, è stata una zia, è stata una cugina, è stata una mamma per caso. Vi spiegherò bene, e poi ci sarà il riassunto della mia vita dal 1981 al 2024. Purtroppo sapete, devo ringraziare anche tutto lo Stato, dalle forze d'ordine, carabinieri, polizia, vigili del fuoco, finanza, ospedali, guardia di finanza, imprese funebre e tanti locali che io ho lavorato, che ho conosciuto, bar cinesi, bar rumeni, bar di colore nero, insomma, che vengono dall'Africa, che lavorano qui in Italia, Veneto, insomma, ne ho fatte di cotte di cose in 43 anni. Io certamente nel mio riassunto della mia vita è in onda su YouTube
e in Facebook, che voi mi potete seguire su il digitale nel nome Stefano Grigio, sia sulle 2 pagine in profilo in Facebook e sia su YouTube. Ma poi giustamente tante persone mi stanno telefonando e mi stanno dicendo: ma non sparire da Facebook e YouTube, lascia i video, lascia il Facebook e continua ad andare a aggiornarci la nostra vita di Stefano Grigio, la mia vita di Stefano Grigio, perché così noi ti possiamo seguire sui social network. Poi avevo parlato di alcune televisioni da Canale 5, della famiglia Silvio Berlusconi, perché purtroppo il papà, quello che ha creato la televisione, è andato in paradiso con mia zia Raffaella Carrà. E poi la Mamma Rai, parlare di Mamma Rai, dire: ma come lavori alla Rai che non ti abbiamo mai visto, e non abbiamo anche su Rai 1, non ti vediamo mai il nome Stefano Grigio, ma c'è un trucco. E poi tutte le televisioni private da Tercità, Serenissima Televisione, che poi è diventata Canale Italia, Telenuovo, ne cito alcune che sono sparite, di televisioni che erano con le frequenze, che purtroppo non sono diventate neanche più web, neanche televisioni, che si sono spente. Ma però non so se si possono riaccendere, tipo la 9, la 8, la 10, Televeneto, RTR, Antenna 3, Telenovelas, insomma tutte queste emittenti che purtroppo non so che fine hanno fatto. Comunque Stefano Grigio vi saluta adesso, vi augura un appuntamento, ci vediamo domani, un altro pezzettino di 7 minuti con l'apertura del calendario di tante belle novità. Grazie a tutti e arrivederci da Stefano Grigio.